Atto vandalico contro la statua della Madonna a Marghera decapitata e con le mani mozzate. Identificato il responsabile, un 31enne palestinese rifugiato in Belgio. Lo sgomento dei residenti di Marghera, abituati a rivolgere preghiere alla Madonna storica, una ferita al cuore della città, ferma la condanna del gesto. La Regione chiama a raccolta gli infermieri per lavorare retribuiti dopo il lavoro ospedaliero per alleggerire le RSA sotto pressione. Conto alla rovescia per la prima partita di vaccini anti-Covid in Veneto. Arriverà nella seconda metà di gennaio. La priorità sarà data a 170.000 persone. Flash mob a Treviso, i lavoratori dello spettacolo di tutto il Veneto manifestano e chiedono ristori, dalla sarta della Fenice all'attrice di teatro, tante le storie da un settore in crisi. L'ex olimpico di canoa Daniele Scarpa di Cavallino Treporti conobbe Maradona nel 1990, a 30 anni da quell'incontro il ricordo del grande campione argentino. Vetro, bigiotteria e maschere a rischio chiusura, l'appello degli artigiani storici ai cittadini è di comprare veneziano nelle botteghe di vicinato. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque da quello che è successo questa mattina a Marghera, la statua della Madonna decapitata e mutilata da un vandalo, subito identificato dalla polizia. Il responsabile denunciato sarebbe un 31enne palestinese rifugiato in Belgio. Uno spettacolo truce e scioccante per chi crede in quel simbolo e nel senso della comunità di appartenenza ferita nell'intimo da un gesto vandalico, senza testa e senza mani, quasi a ripercorrere la violenza di un'esecuzione, la rabbia riversata su una statua mutilata, quella della Madonna di Piazzale Giovannacci, storica per Marghera, da un lato lo scempio, dall'altro il responsabile. Si tratterebbe di un 31enne palestinese regolare sul territorio italiano, munito di documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio, che è stato denunciato per il reato di offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose. Ancora incerto il movente, il perché si sia scagliato con tanta brutalità contro una statua, un simbolo della fede, se si tratti di uno squilibrato o abbia agito in virtù di una matrice religiosa, ancora al vaglio tutte le ipotesi, ma il responsabile è stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che ha assistito alla scena e alla conferma delle telecamere di videosorveglianza. Ferma la condanna da parte dell'amministrazione comunale per un atto vile, ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro, che ferisce la nostra sensibilità. Sensibilità oltraggiata, quella della comunità di Marghera, da un tale scempio. È un gesto veramente ignobile, è un gesto violento, è un gesto che per noi è intollerabile, per quello che rappresenta ovviamente la Madonna per il nostro paese e per la cristianità, e anche per quello che rappresenta quella statua per la comunità di Marghera. Era un pezzo a cui Marghera è molto legata. Il sindaco fin da subito si è interessato e attivato e correremo velocemente per fare sì che sia presto restaurata e sistemata. Nel frattempo però speriamo anche in pene esemplari per questa persona. Subito l'amministrazione ha dato mandato ai tecnici dei lavori pubblici perché la statua sia riparata e riportata al suo originario splendore, ma sarà il tempo a rimarginare la ferita di chi lì, di tanto in tanto, andava a rivolgere una preghiera. E naturalmente ha suscitato una profonda impressione in tutti i residenti questo pesante danneggiamento della statua della Madonna a Marghera, un simbolo dal profondo significato religioso e identitario dell'intera comunità. Sono increduli, allibiti, arrabbiati, chi passa per caso e chi di proposito dopo aver sentito la notizia. Forse qualcuno a Marghera pensava non fosse vera. La statua della Madonna di Piazzale Giovannacci invece è lì, la testa staccata dal corpo, appoggiata sul piedistallo, le mani sbriciolate in tanti minuscoli frammenti oramai illeggibili, a testimonianza di una furia distruttrice che appare inconcepibile, ingiustificabile. La Madonnina è storica per Marghera. Quando hanno rifatto la rotonda, per non allontanare la Madonnina dalla popolazione, è stata messa in una posizione dove le persone venissero a dire una preghiera, un momento di riflessione. Se si sia trattato di uno squallido e gratuito raid vandalico oppure di un gesto dal significato più inquietante, rimane interrogativo che per un attimo lascia il posto a sentimenti di sdegno e di dispiacere. Non c'è niente da pensare che si vede una cosa così. Una roba
perché è anche un simbolo di Marghera questo. Queste cose fanno schifo e chi che le fa è meglio non dire cosa che merita. Per conto mio sono dei delinquenti mostri a fare un atto del genere, un atto sacrilego del genere. E da quanto tempo se la ricorda questa statua? Questa sono nato io. Hanno fatto un oltraggio gravissimo. L'unico sollievo tra i residenti è che una persona sia stata fermata. La notizia dell'arresto è quasi accolta con sorpresa, ma soprattutto soddisfazione, anche se poi il pensiero di molti va subito alla statua della Madonna, a quando sarà restaurata, a quando sarà cancellato lo scempio subito stanotte da un'intera comunità. E sull'episodio che ha rimbalzato sulle cronache nazionali si è espresso il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, invitando i fedeli a una preghiera di riparazione per l'offesa arrecata alla Madre del Signore, si legge in una nota, e ha chiesto di organizzare in occasione dell'8 dicembre con le comunità del Vicariato di Marghera un momento di preghiera mariana con la recita del Santo Rosario. Veniamo alla questione Covid. Il Veneto offre la possibilità a tutti gli infermieri della regione di prestare la propria opera retribuita ed extra orario di lavoro per alleggerire la situazione di difficoltà delle case di riposo. L'annuncio del presidente Zaia nel consueto punto stampa alla Protezione Civile di Marghera. Noi abbiamo necessità di non andare prima in zona arancione, anzi prima di non avere gli ospedali pieni e dopo andare in zona arancione. Perché siamo diventati una mosca bianca, anzi una mosca gialla. Alla vigilia del responso settimanale sulla pandemia in Italia, con relativo cambio o conferma del colore che indica lo stato di salute delle singole regioni, il Veneto arriva con dati solidi, dice Zaia, anche sul fronte delle terapie intensive, perché ce ne sono 1000, quelle previste per legge, 877, e quelle fatte in più, 123. Noi abbiamo dati assolutamente solidi. Sia con l'R che con T, abbiamo sicuramente la situazione sotto controllo, non si discute la storia delle terapie intensive, questo lo voglio sottolineare. Seppur lentamente i dati del contagio da coronavirus in Veneto crescono ancora, aggiunge Zaia, la pressione è elevata sia sugli ospedali che sulla RSA. Per questo la Regione offrirà la possibilità a tutti gli infermieri di poter prestare la propria opera extra orario di lavoro presso le case di riposo a 35 euro l'ora. Io veramente faccio appello col cuore in mano a tutti coloro che mi stanno ascoltando, che sono nostro personale infermieristico della Regione, che conoscono il personale infermieristico della Regione, che frequentano personale infermieri della Regione, che vivono con infermieri della Regione, di dire guardate c'è questa possibilità, fate in modo di fare un'ora. Guarda, è remunerata ma è volontariato, perché le case di riposo sono in estrema sofferenza. In Veneto ci sono anche alcune piccole zone critiche. I sindaci della Valle dell'Agno hanno fatto il punto della situazione con l'assessore alla sanità Lanzarin e il direttore generale dell'azienda sanitaria. Al momento non sono previste misure di limitazione. Altro invece è il caso in provincia di Belluno. Per Auronzo informo che è stato predisposto uno screening alla popolazione. Il target è 41-75 anni, quindi chi ha dai 41 anni ai 75 e vive e risiede a domicilio a Auronzo, domenica mattina dalle 9 all'1 presso località Tagliarezze, si rechi, basta una carta d'identità insomma, per verificare che sia in questa fascia d'età e verrà fatto il tampone. Ed è iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo della prima partita di vaccini anti-Covid in Veneto. La Regione è impegnata a predisporre la loro somministrazione a partire dalle più di 170.000 persone cui sarà data la priorità. Le prime dosi di vaccino anticoronavirus dovrebbero arrivare in Veneto nella seconda metà di gennaio. La Regione sta predisponendo il piano di gestione di questa prima tornata, a partire dai soggetti che ne beneficeranno in prima battuta, 171.003 persone cui è stata data priorità. Personale sanitario tutto, quindi sia all'interno degli ospedali sia all'esterno, quindi medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, insomma tutto quello che ruota attorno quindi al sistema sanitario. Il sistema delle case di riposo, quindi delle strutture per anziani
operatori e ospiti, le strutture sociosanitarie che noi abbiamo relative ai minori, ai disabili, alla salute mentale e alle tossicodipendenze. In Veneto arriveranno quindi 342.006 vaccini perché le dosi da fare sono 2. Il piano della Regione si sviluppa anche dal punto di vista logistico. Abbiamo formulato quelli che sono i dispositivi di conservazione che sono in capo ad ogni singola azienda e quindi c'è anche lo specifico dei dispositivi che sono in capo a ogni singola azienda, in cui vedrete che tutte le aziende, gli ospedali hub hanno i sistemi a dispositivi a -80, quindi riescono per la conservazione. Il 23 novembre è stato raggiunto il picco di contagi a livello nazionale. Il picco in Veneto invece deve ancora arrivare, ma solo perché la regione vive una situazione diversa rispetto a gran parte del resto d'Italia. Noi avevamo previsto che fino alla fine del mese ci aspettavamo una crescita dei ricoveri. Stiamo andando verso la fine del mese, tenete presente che a livello nazionale abbiamo quasi tutte le regioni che sono arancioni o rosse, quindi con restrizioni ben maggiori rispetto a quelle che ci sono in Veneto. Come diceva il Presidente, una per tutte il fatto che non si può uscire dal proprio comune non è esattamente quello che sta succedendo in Veneto. Flash mob invece questa mattina a Treviso dei lavoratori dello spettacolo, tante le storie raccontate da uomini e donne che hanno racchiuso le loro richieste in una lettera che verrà inviata alla Regione. Sono mesi difficili perché si vive in una sospensione totale dove non si ha la possibilità di sapere cosa e quando programmare. E poi c'è la grande preoccupazione che è quella di perdere il contatto fondamentale per noi con le persone, con il nostro pubblico. I volti di uomini e donne che con professionalità diverse lavorano nel grande mondo dello spettacolo e dietro a questi visi ci sono le storie di chi da febbraio a causa della pandemia non ha potuto continuare la propria attività. Sono arrivati a Treviso dal Vicentino, dal Veneziano, dal Padovano a raccontare la propria esperienza, come Paola Trevisana da 15 anni, sarta al Teatro La Fenice di Venezia. Quasi prossima alla pensione, la signora Paola dice: sono fortunata perché io almeno posso contare sulla pensione di reversibilità di mio marito. Il bonus niente, perché io avendo la reversibilità non ho il diritto. Katy Grunchi, attrice di Vicenza, in questi mesi lontana dal palcoscenico ha potuto contare sugli ammortizzatori, ma non nasconde come il futuro spaventi, anche se spiega abbiamo una certezza. Siamo molto preoccupati, anche se devo dire che nel momento in cui ricomincerà il nostro pubblico ci verrà sicuramente incontro. Anche nei teatri molti spettatori hanno fatto donazioni. Un futuro nel quale va ripensato il valore di questo settore, l'auspicio della musicista padovana Rachele Colombo. Soprattutto in un cambiamento profondo delle coscienze di questo momento, perché c'è bisogno proprio anche di ripensare il modo di fare cultura in Italia e di pensare al mondo dello spettacolo. Non solo lavoratori, al flash mob di Piazza Borsa, anche imprenditori come Patrizia Sartoretto, amministratore di un'azienda di casier che noleggia attrezzature per lo spettacolo, qui in piazza ha portato la propria voce e quella dei suoi dipendenti. È talmente poco l'indennizzo che anche per i dipendenti è difficile sopravvivere. Lo è difficile per l'azienda ma anche per i dipendenti. A questa situazione difficile, spiegano i sindacati, si aggiungono le tempistiche nell'erogazione dei ristori. I lavoratori hanno ricevuto oggi i bonus e i ristori, come li si voglia chiamare, di agosto, del decreto agosto, li hanno ricevuti oggi ed era da inizio giugno che non ricevevano nessun sussidio. Da Treviso ora partirà una lettera indirizzata alla Regione con richieste precise. Chiediamo che replichi il bonus già stato dato nella prima ondata della pandemia e un tavolo con il quale decidere assieme come si possa fare una ripartenza in sicurezza. Ci fermiamo ora per qualche istante e torneremo tra poco con altri temi. Di nuovo in diretta edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Prima di continuare con i prossimi servizi, una notizia da poco battuta dalle agenzie. L'ex prefetto di Venezia Carlo Bofi è stato assolto oggi nel processo con rito abbreviato dalle accuse di falso in atto pubblico e falsa testimonianza, i reati più gravi legati alle ispezioni nel lab per i migranti di Cona, chiuso nel dicembre 2018. Per la stessa indagine il giudice ha però rinviato a giudizio per falsa testimonianza un altro ex prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, e l'allora vicario Vito Cusumano, oggi prefetto di Bolzano. Il processo si aprirà il 21 marzo prossimo.
Correva l'anno 1990 quando il campione olimpico Daniele Scarpa, veneziano di Cavallino Treporti, incontrò all'Acqua Acetosa di Roma Diego Armando Maradona. Abbiamo raccolto il suo ricordo. C'è un ricordo speciale e unico che lega il canoista veneziano e campione olimpico Daniele Scarpa, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, e il mito del calcio Diego Armando Maradona. Maggio 1990, Roma. Ecco cosa successe. Ho avuto modo di conoscere Diego nel 90, eravamo all'Istituto di Scienza dello Sport del Colonia a Roma, lui prima dei mondiali 90 in Italia, con la finale a Roma sappiamo, e cosa fece? Fece dei test, venne lì all'istituto e mi stavo in quei giorni preparando, facevo dei test fisiologici al ergometro. E lui il tepilorame. Di quella giornata al centro CONI dell'Acqua Acetosa restano alcune foto storiche e fino ad oggi pressoché sconosciute. Diego, racconta Scarpa, provò anche a pagaiare al simulatore. Rimase colpito dal mio gesto, dal mio impegno, infatti venne lui da me e disse: posso avere il piacere di conoscerti. Io ero un po' intimidito dal personaggio, perché insomma Maradona è Maradona. E mi chiese alcuni dettagli su quello che facevo, gli disse: ho già fatto 2 Olimpiadi, ci complimentò molto e insomma una persona molto alla mano, molto umana, pochi campioni ho trovato così disponibili. A distanza di più di 30 anni da quel giorno resta un ricordo indelebile. Gli ho fatto anche provare alcune pagaiate sul simulatore. Daniele saluta così Diego. Bel ricordo, ci lascia un campione, una leggenda e veramente un personaggio unico dello sport, anche se nella vita ha avuto i suoi travagli, ma insomma glieli perdoniamo perché ha saputo sempre stare a testa alta. Questa è una cosa che pochi campioni sono fatti. Addio Diego, e gioca il pallone con gli angeli. E Maradona è stato ricordato anche dal presidente della FIGC, Lega Dilettantistica Regionale, Ruzza. Imprese calcistiche uniche, impensabili da emulare se non nello spirito di chi non si fa abbattere, vuole esserci sempre. Questo è l'invito di chi avvia e indirizza i giovani allo sport del calcio, palestra di disciplina e di libertà espressiva che Diego Armando manifestava quasi ballando con il pallone. E all'indomani del lutto che colpisce tutto il mondo degli appassionati, il paragone con l'immortalità di Venezia rende omaggio inedito al mito. Devono emulare sicuramente il suo senso, come dicevo prima, di libertà, il suo senso assolutamente, il suo desiderio di giocare sempre e comunque, campi belli, campi brutti, avversari che lo bastonavano, avversari che lo rispettavano. Lui c'era sempre. Io ho fatto l'esempio insuperabile, immortale, è un po' come Venezia. Venezia è una città fuori classifica per la sua bellezza, anche lui è fuori classifica. Viene Maradona e poi tutti gli altri. Torniamo alla situazione della città, la situazione economica, settori storici dell'artigianato veneziano come il vetro e le maschere a rischio chiusura. L'appello ai cittadini è di comprare veneziano nelle botteghe sotto casa e al governo si chiede di equiparare le piccole imprese delle città turistiche a quelle delle zone rosse. L'appello ai veneziani a rivolgersi ai negozi del centro storico arriva dalla Confartigianato Venezia, che sottolinea la crisi che ormai da mesi investe l'artigianato all'ultima trincea, alle prese con numeri pesanti. Sulla base annua la perdita dell'artigianato artistico con vendita al minuto sta registrando un calo in media del 57%. Ciò vale a dire che si registrano casi anche del meno 70-80%. I settori più colpiti sono il vetro a lume, la bigiotteria, le maschere. Il vetro di Murano è fermo. Settori secolarmente storici che rendono Venezia unica al mondo e che oggi rischiano di sparire. A resistere meglio il settore del comparto casa, edilizia, impiantistica che continua a mantenere livelli di perdita di fatturato mediamente sotto il 40%. Le parole del direttore Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi, tra rabbia ed esortazione a reagire, rappresentano l'ultimo richiamo al governo affinché aiuti tutte le piccole imprese delle città d'arte a prevalente economia turistica, equiparandole a quelle in piena zona rossa. Comprare veneziano, l'appello per far lavorare veneziani e dare ossigeno all'economia insulare, ripartire da noi in uno spot che chiede di privilegiare il negozio di vicinato e velatamente di abbandonare le grandi major dell'online.
Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Benvenuti al meteo. Si mantiene sempre stabile il tempo al nord-est grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Il dettaglio di venerdì 27 novembre. Sul Veneto altra giornata soleggiata soprattutto in montagna e sulle zone pedemontane con cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura la giornata sarà più umida rispetto ai giorni precedenti con foschie o nebbie nelle ore più fredde, localmente anche persistenti nel corso della mattinata, specie sul Rodigino. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tutto sommato lo stesso scenario. Anche qui il sole sarà dominante, solo con locali addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime fino a 7 gradi, massime invece sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui splende sempre il sole, sarà infatti una bella giornata con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime fino ai 9 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.